Ci sono 35.000 anziani nelle oltre 400 case di riposo del Veneto. Abbiamo riscontrato che il sistema di deducibilità delle rette pagate ha 400 variabili. Ogni casa di riposo deve fare la propria delibera. Molto spesso le delibere sono anche di difficile comprensione. Noi chiediamo che venga fatto un intervento di semplificazione, perché un utente, quando deve andare in casa di riposo attraverso i suoi familiari, deve sapere se ha a disposizione l'impegnativa della regione, quant'è la retta che gli viene chiesta da parte della casa di riposo, ma deve sapere anche quanto può scaricare sulla dichiarazione dei redditi in termini di deducibilità. Noi abbiamo analizzato le prime 10 case di riposo e abbiamo visto che ci sono forchette che vanno dai 2.000 euro di deducibilità ai 10.000. C'è qualcosa che non funziona, perché questo sistema è collegato non alla spesa della persona o della famiglia, ma al costo del lavoro di quella struttura, ai contratti che si sono applicati in quella struttura e a come sono state scelte le figure professionali sanitarie. Ora noi pensiamo che la Regione possa intervenire, perché è la Regione che determina le condizioni con cui devono lavorare le case di riposo, quali sono le figure professionali minime che ci devono essere in rapporto agli anziani che stanno nelle case di riposo, e su questo stabilire una percentuale di deduzione, così come è stato fatto in Emilia-Romagna tramite un accordo anche con l'Agenzia delle Entrate.